17 agosto e con oggi sono 80 giorni che trascorro su questa gru, la gru SUS. Sono stato costretto a salire su questa gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste, a causa dell'inerzia, l'incompetenza, le furberie di una classe politica che si è portata via i miei sogni, la mia casa, il mio lavoro, la mia impresa, anni e anni di lavoro vero, serio, di investimenti importanti fatti in questa città grazie a un titolo certo dato dallo Stato. Sono stato costretto a salire su questa gru a causa di un sindaco, il sindaco di Trieste, il sindaco Roberto Di Piazza, il quale si era impegnato con il sottoscritto a riparare al danno che avevo subito con la mia impresa, proprio a causa di questo sistema che non ha funzionato. E questo sindaco aveva riconosciuto, insieme anche al prefetto Anna Paola Porzio e anche a un alto funzionario del governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Zoccano e al suo assistente Andrea Battistoni, che io avevo subito un grave danno e che bisognava in qualche modo riparare a questo danno, e lo ha fatto proponendomi una location alternativa alla mia impresa, la Voce della Luna, un'impresa che voi tutti conoscerete a Trieste. Era un'impresa sana, bella e produttiva, un'impresa che dava lavoro e reddito a me e altri 15 dipendenti. Questo sindaco ha proposto in effetti una location alternativa per costruire una nuova impresa. Questo sindaco mi ha fatto sognare, mi ha fatto sperare di tornare a fare la mia vita di sempre. Questo sindaco, Roberto Di Piazza, ha proposto una location e su questa location mi ha fatto fare persino un progetto. Lo aveva richiesto attraverso l'architetto Andrea Battistoni, funzionario del governo, cosa che io ho fatto. Ho fatto tutto quello che mi hanno chiesto di fare e ho aspettato pazientemente che il sindaco portasse a termine i suoi impegni, e il tempo intanto passava e questo non accadeva. Per 10 mesi prima di salire su questa gru ho dovuto correre dietro a questo sindaco, ma non gli ho corso solo io dietro, gli ho corso dietro il prefetto, l'ex prefetto Anna Paola Porzio, gli ha corso dietro il governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Zoccano, che gli ha mandato persino una lettera di invito a portare a termine questi impegni che lui aveva preso con il sottoscritto, e gli ha corso dietro anche la questura, che era puntualmente informata di tutto quello che stava succedendo e di tutto quello che aveva fatto, detto e non fatto questo sindaco. Naturalmente c'è la testimonianza di tutti questi autorevoli persone istituzionali, e ci sono delle registrazioni schiaccianti che dimostrano quello che io dico. Nonostante questo sindaco si è permesso non solo di calpestare la mia vita, il mio lavoro, i miei sogni, ma ha calpestato tutta questa gente, tutte queste istituzioni. Si è permesso di camminare in testa a tutti e si è permesso di calpestare anche principi fondamentali che valgono per tutti, principi di etica, di coscienza, di moralità. A questo sindaco ha persino calpestato la Costituzione italiana. Questo sindaco ha calpestato la Carta Europea per i diritti dell'uomo. Questo sindaco ha calpestato
la, la- la carta dello statuto di Trieste. Questo sindaco non ha avuto rispetto di niente e di nessuno e continua a non avere rispetto di niente e di nessuno. Questo sindaco è stato invitato da un emittente locale a un incontro pacifico con il sottoscritto, perché continua a nascondersi dietro delle bugie inimmaginabili, improponibili e lo fa sfacciatamente. Questo sindaco sfacciatamente continua a torturare una persona su una gru, nonostante lui sappia, perché questo sindaco è consapevole di quello che ha fatto e detto, e nonostante questo continua a torturare una persona, un cittadino triestino, italiano, su una gru alta 75 metri, una gru arrugginita, una gru pericolosissima e malsana. Questo sindaco continua a fare delle schifezze inenarrabili sotto gli occhi di centinaia di migliaia di persone a Trieste e in Italia. Ci stiamo domandando come è possibile che questo sindaco si possa permettere di fare una cosa del genere. Non è possibile che siamo diventati tutti ciechi, sordi e muti. Cosa sta succedendo in questa città, in questo paese? Cioè questo sindaco si sta permettendo le peggiori schifezze, le peggiori nefandezze sotto gli occhi di tutti. Evidentemente siamo diventati tutti ciechi. Io non ho più parole, io davvero non si sa più cosa pensare. Evidentemente c'è un humus politico e istituzionale che lo sta proteggendo, ma questo humus politico e culturale di cui si circonda evidentemente è profondamente marcio e malato. E questo ormai l'abbiamo capito tutti, l'ha capito tutta la gente onesta. E questo è inaccettabile, è intollerabile, è inammissibile in una città come questa, in un paese che si trova in Europa. È ora di finirla, basta. Perché sennò veramente, sennò non c'è più speranza per questo paese.